Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, ci ritroviamo al Museo del Calcio Siciliano di Nodonia a San Pier Niceto e abbiamo un nostro ospite che viene da Isola dei Liri, però si può dire pure San Proto perché non perde mai occasione di venire qui a San Pier Niceto a trovare i parenti e si trova anche bene, penso a San Pier Niceto, lo chiediamo a lui però. Nino, altro ospite. Ormai siamo extra siciliani, fuori dalla Sicilia. Mi sembra così, perché è una bella soddisfazione avere tutte queste persone che non fanno parte di San Pierniceto, cioè dei siciliani, e qua è un compaesano. Allora, lo presentiamo, quindi abbiamo San qua, Pierniceto. io lo chiamo Don Michele Scarano, Michele, sposato con una signora di San Pierniceto, però abita a Isola del Liri. Presentati tu, parlaci dell'Isola del Liri, di San Pierniceto, come ti trovi, e poi diciamo la sorpresa che hai per Nino. Allora, buongiorno e buona giornata a tutti che ci state in ascolto. Noi abbiamo un feeling particolare, Isola Liri, almeno noi di Isola Liri con San Pierniceto, perché 3 persone di Isola del Liri hanno sposato 3 ragazze di San Pierniceto. E per giunta, dirò di più, uno di San Pierniceto, che è stato un mio ex professore all'Istituto Tecnico di Isola Liri, Antonuccio, Vincenzo, ha sposato una di Isola Liri, pensa un pochino. Un fratello di Francesco. De Francesco, che destini incrociati, quindi il feeling è particolare. E noi siamo molto legati tra di noi. Tant'è vero, mia moglie è di San Pierniceto. La cugina di mia moglie, Angela Spadaro, ha sposato uno di Isola Liri. E in più, un altro signore di Isola Liri ha sposato un'altra ragazza di San Pierniceto, ma non mi ricordo come si chiama, ma lo so. Dovremmo fare un gemellaggio allora, ci vuole un gemellaggio fra Isola del Liri e San Pierniceto, ci vuole un gemellaggio. Però, Quindi ho colto l'occasione per, vedendo la bellezza di questo, diciamo così, questa cosa storica che ha preparato il signor Donia, e ho voluto portare 2 maglie, una dell'Isola Liri, diciamo così, per noi è una maglia storica, siamo particolarmente attaccati, perché negli anni passati, dopo la Roma e la Lazio, c'era Isola Liri e Sora, gli altri giocavano con le palle ripiene di stoffa, quindi Palle pezza. palle pezze, ecco, giusto. E quindi questa veramente era una maglia a cui ci tenevo a darla, la consiglia Nino Donia, che quindi questa è la maglia i colori storica rossi ce l'abbiamo stampati nel petto noi. Isola Liri. Giriamo, diamo il numero pure Nino. Questa è la maglia che l'ha dette Antonio Matrisciano, un grande giocatore che ora Sappiamo l'anno della maglia, ricordiamo l'anno. Sì, verso il 90. Quindi è una maglia veramente storica, anni 90. Ai tempi quando ci stava l'allenatore Stefano Francioni, che ha allenato qua al Ganci, E la Noige. e la Noige. Sì. Amico di Salvatore Camuglia pure. Infatti io lo andavo a trovare quando ha fatto l'allenatore sia a Milazzo che a Barcellona, e stava a sto Camuglia. Salvatore Camuglia, collaboravano insieme. Sì, lui era lui faceva il preparatore atletico Salvatore. Sì, lo vedi, c'è stato. Io è piccolo nel mondo. E poi abbiamo un'altra maglia, vedo da Questa è qua. una maglia che ci tenevo, essendo una maglia che diciamo così, è appartenuto a un giocatore delle nostre parti di Napoli, Gennaro Russo, ma la regalò a me per ricordo quando giocava a Comiso, la maglia numero 10, Gennaro Russo. Gennarino Russo. Sempre anni 90. Questo sì, al periodo che faceva la quarta serie il Comiso, sì, 90. Quindi sono 2 maglie veramente storiche. Datate, per senza la parola. Parliamo, dove si trova Isola del Liri? Perché magari non tutti sanno. Allora, sì, noi chiamiamo Isola Liri, però effettivamente la squadra la chiamiamo è Isola Liri, mentre la cittadina è Isola del Liri, si chiama così perché abbiamo una cosa molto importante, la cascata, l'unica forse in Europa sicuramente che ricade nel centro storico. Quindi il fiume Liri forma 2 cascate, si dividono e diciamo così il fiume si divide e si ricongiunge alla fine della cittadina racchiudendo il centro storico appunto, Isola del Liri, il Liri è il fiume. In mezzo Poi capito. la cittadina, diciamo così, Quindi è in mezzo a un fiume.
Esatto, noi siamo circondati dall'acqua. Siamo E precisamente dove si trova? in provincia Prima... di Frosinone, stiamo a metà strada tra Roma e Napoli. Ah, Siamo, diciamo così, a 100 km da Roma e 110 da Napoli, 120. a metà proprio. Metà proprio. Però siamo più legati a Napoli, chissà perché, e a Roma. Anche perché facevamo parte, Isola Liri faceva parte della provincia di Caserta fino al 1930. Quindi è proprio ai confini allora. E a Isola Liri sta il confine, Regno delle Due Sicilie con lo Stato Pontificio. Quindi noi andavamo Una città storica pure, allora, va. infatti, capito? Bene, abbiamo fatto anche un po' di geografia, maglie storiche il museo riceve, ormai, come dico sempre, non basta più lo spazio qua Effettivamente. al museo. Io vorrei approfittare per salutare anche Roberto Scarano, Mio figlio. il figlio, Immagino. che è un grande fan del liceo TV Web e segue anche il museo. Ha promesso che quando viene porterà qualche maglia della Fiorentina storica. Qualcosina porta anche Roberto e approfittiamo per salutare. Salutiamo l'altro figlio pure che non mi sfugge, Mario. Che è rientrato l'altro giorno a Isola Liri. Anche Mario, affezionatissimo a San Pierniceo di non perde Tifoso occasione. della Roma, però. Va bene, questi qua sono... Me e di Roberto che siamo dalla Fiorentina. Va bene, però l'importante è non perdere le tradizioni nel paese che venite, non c'è occasione che la famiglia Scarano non è qua a San Pierniceo. Grazie, è un onore per noi. Il piacere che abbiamo Io avuto. lo ringrazio di cuore con tanto affetto E mi ha simpatia. donato e simpatia sempre. Queste due maglie, specialmente dell'Isola Liri e del Comiso, una squadra siciliana. Sicilia. Grazie Rino Doni, grazie Don Michele Scarano E grazie a voi. e non finisce qui. E non finita, alla prossima. Alla Alla prossima. prossima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.